Ciao a tutti, sono Ernestina dalla Corte Lucio e benvenuti a una nuova puntata di Ernestina dalla fine del mondo, storie di migrazioni bellunesi in America e non solo. In questa occasione torniamo in Argentina per raccontare una storia di migrazione che inizierà a Cadore e continuerà a Buenos Aires. È la storia di una famiglia di maestri gelatieri bellunesi che si mantiene viva ancora oggi in una delle gelaterie più famose dell'Argentina e del mondo, Cadore. Una gelateria che inizia con una storia d'amore e continua fino ad oggi regalandoci la felicità nell'assaporare un buon gelato artigianale. In questa occasione oggi ci racconta la storia di migrazione Gabriel Famà di Buenos Aires. Lui è il presidente di Affadia, associazione di gelatieri artigianali in Argentina, e il responsabile della gelateria della sua famiglia, Cadore, famosa a livello nazionale e internazionale. Ciao Gabriel, come stai? Hola Gabriel, ¿cómo estás? Ciao, come stai? Un piacere parlare con te. Molto bene. Gabriel, per chi ci sta sentendo in radio e non ti conosce, preséntate, di qualcosa di te. Gabriel, para quien nos está escuchando en radio y no te conoce, contanos algo de vos, presentate. Bene, mi chiamo Gabriele Famà. Come hai detto bene, sono uno dei due titolari della gelateria Cadore, una gelateria che ha una storia di 63 anni, dove mio zio Silvestre Olivoti fondò la gelateria lì, dove continuiamo ancora ad essere. Pur avendo avuto in passato altre gelaterie fino a quando si è radicato in questo luogo. Mio zio è stato uno dei fondatori dell'Associazione dei Gelatieri Artigianali nel lontano 1972. Ebbe diverse presidenze in quell'associazione e ancora sono io. Oggi ho un mandato precedente nel 2000 e ora torno con un mandato precedente e poi quest'ottobre inizia il mio terzo mandato. E la verità è che è un onore. Wow, molto interessante Gabriel. Adesso raccontaci come inizia la storia di migrazione della tua famiglia. Parlaci adesso dell'origine bellunese della tua famiglia. Contanos un poco come inizia la storia bellunese de tu famiglia. In realtà la mia famiglia materna e paterna è italiana. È del sud Italia. È della Calabria precisamente, dalla località di Catanzaro. Ma quando ho detto prima che mio zio aveva aperto la gelateria nel 1957, aveva effettivamente avuto una piccola gelateria di quartiere. E in queste storie del gelato e dell'amore, di quella ragazza del quartiere che amava il gelato, che andava a prendere un buon gelato, si innamorò di mia zia e beh, lì hanno cominciato a costruire una storia. Si sono sposati nel 1955, 2 anni prima di fondare lì, nel centro di Buenos Aires, la gelateria Cadore. Per chi conosce la città, è a 5 isolati dall'obelisco e dal Congresso Nazionale. È un luogo molto emblematico e lì è nata una storia d'amore grazie ai gelati e hanno condiviso tanta vita e tanta esperienza insieme e ho iniziato a lavorare in quella gelateria. Sono nato nell'anno 63, ho 57 anni e lavoro in gelateria. In realtà, dai tempi del liceo, quando stavo finendo la scuola, ho avuto la possibilità di essere bravo a scuola. Andava tutto bene e quindi già all'inizio di dicembre, estate qui, ho iniziato a lavorare nella gelateria e ho tutto il concetto, non solo il gelato, ma il concetto commerciale. Educato con mio zio su tutto questo, sulla sua passione per il gelato artigianale, su quanto è buono e sulla sua passione per il gelato artigianale, su quanto è buono e ne sono orgoglioso. Ma Mi ha stupendo. insegnato molto bene. Anche quella parte della tua famiglia, erano già maestri gelatieri lì in Italia? ¿Ti hanno raccontato qualcosa? Esa parte de tu familia, ¿ya eran heladeros en Italia? ¿Te contaron algo de esa historia? Sì, mi hanno raccontato. In realtà il paese di nascita della famiglia era Civiana. Si sono effettivamente trasferiti più tardi e lì avevo i nonni. Ci hanno mostrato foto dei loro carretti con il logo di Cadore, con le catene e le torri, quello scudo emblematico. La verità è che erano molto orgogliosi.
Tutta la zona di Longarone con le sue ferie tradizionali, la verità è che era una città che ha donato gelateri a tutto il mondo. Come nel caso di altre famiglie di gelati molto tradizionali. Qua c'è la famiglia Bortolot, che è di Zoppé Chi sono i presidenti? O è il presidente? Fausto Bortolot, dei gelatieri italiani in Germania. Quindi un'intera regione che ha sparso per il mondo le conoscenze di tanti gelateri artigiani, non solo di gelato. E come dico sempre, quando sono arrivati questi immigrati, che in realtà la maggior parte di loro è venuta negli anni 30, negli anni 40, ci hanno portato molta conoscenza del gelato, molte formule e tanta voglia di lavorare, ma hanno portato una cosa che per noi in Argentina è stato fondamentale, che è la passione per il gelato artigianale. E questo era ciò che ci hanno insegnato questi geni che hanno fondato l'Associazione del Gelato Artigianale in Argentina. Sono riusciti a mantenere una tradizione del gelato che non esiste in un'altra parte del mondo, come nell'Argentina, di questo nobile prodotto italiano. Sì. La tua famiglia era in contatto, come avevi raccontato, con altre famiglie bellunesi qui in Argentina, con altre magari famiglie di gelatieri bellunesi? ¿Tu familia estaba en contacto con otros beluneses acá en Argentina, quizás con otras familias también heladeras acá en Argentina? Sì, erano in contatto, non solo con le famiglie che avevano a che fare con il gelato, ovviamente in questo paese che abbracciò a tanti immigranti da tutta l'Italia. Ovviamente ci sono associazioni. È stato un piacere nel nostro caso della gelateria, che è un'icona. E mio zio Silvestre Olivoti era una persona molto particolare, molto ospitale. Riceveva tutti, consigliava tutti, come se tutti fossero parte della sua famiglia. E penso che sia stato notato. E beh, è stato notato nella nostra associazione in particolare. Lui ha effettivamente diffuso la sua conoscenza e quello che sento è la sua passione per questo prodotto che si è sviluppato tanto in Argentina. Come fu, se ti hanno raccontato, no, un po' l'inizio della gelateria e anche un po' l'inizio della storia di immigrazione di tuo zio qua in Argentina? ¿Fu facile inserirse? ¿Cómo fue la Buenos Aires que han trovato? ¿Cómo fueron los inicios de la heladería o también el inicio de la historia de inmigración de esa parte de la familia? ¿Fue fácil insertarse? ¿Cómo fue esa Buenos Aires que encontraron ellos? In realtà, tutta l'immigrazione italiana ha trovato un paese con persone che, ovviamente, credo che a quel tempo il 50% degli abitanti fossero immigranti, o che avesse qualche relazione con i migranti da qualche parte nel mondo. Era una terra totalmente fertile, con tanta voglia di lavorare e tutti quelli che venivano non conosco nessun immigrato che, dico sempre che delle 24 ore del giorno ne lavora 25. Dei 7 giorni della settimana lavora 8. Dei 30 giorni lavoravano 35 e 14 mesi all'anno, per dirlo così. Perché la verità era un esempio di lavoro, un esempio di dedizione, responsabilità e la verità è che questo era ciò che trasmettevano tutti gli immigranti, non solo quelli italiani, ma di tutto il mondo. Ovviamente, nel caso dell'italiano, con tutta la sua particolarissima idiosincrasia, amante di ciò che ha a che fare con l'immigrazione italiana, amante della gastronomia, qui non si sono sviluppate solo gelaterie, ma ristoranti, che ancora oggi hanno un altro apprezzamento del prodotto. Ebbene, era una terra che hanno effettivamente scoperto di poter sviluppare e si sono resi conto che con il lavoro, la dedicazione, avrebbero potuto avere il loro successo commerciale, che quasi tutti noi abbiamo avuto e sappiamo che la terra dell'immigrazione di quei tempi, possiamo immaginare, che non sia come adesso. Ci sono altri concetti. A quel tempo c'erano solo concetti di lavoro, dedizione, responsabilità e ovviamente nelle terre che si vivono adesso abbiamo più concetti di diritti che di responsabilità. Vabbè, hanno avuto successo, ma dobbiamo anche dire che quei successi avevano a che fare con lo sviluppo del lavoro,
non era qualcosa che veniva dall'opera e dalla grazia del Signore. Ovviamente il Signore ha accompagnato, ma ci hanno messo molto lavoro. Come ho detto, degli anni 70 mi ha commosso il fatto di lavorare e vedere i miei zii lì alle 9 del mattino, ma prima dell'8 ricevevano la merce. E a quel tempo la città di Buenos Aires non era così grande ancora, come lo è adesso. Perché se volevi andare a teatro, dovevi andare nell'Avenida Corrientes. Se volevi andare al cinema, dovevi andare nell'Avenida Corrientes. Se volevi mangiare una pizza, e non so, o andare in un ristorante, dovevi andare nell'Avenida Corrientes. Se volevi comprare un libro nell'Avenida Corrientes, vai nell'Avenida Corrientes, che si diceva, non dormisse mai. C'era un altro movimento culturale che fino alle 6 del mattino aveva vita. Ho visto mio zio lavorare fino alle 4 o 5 del mattino e tornare al lavoro alle 8, 9 del mattino. Mia zia che lo accompagnava in ogni momento, la verità è che non voglio dire che è stata una coppia che si è dedicata troppo al lavoro e non ho intenzione di dire che si sono dimenticate di vivere, ma lo hanno fatto con molta passione. Con molta passione hanno fatto quello che hanno fatto. E quando uno viene dal nulla, perché la verità è che, va bene, mio zio veniva dal nulla e mia zia lo accompagnava dal nulla, e poi vedere il successo, l'apprezzamento che aveva avuto la gelateria Cadore negli anni '80, il riconoscimento internazionale delle guide turistiche dicevano che dovevi andare in Cadore se volevi conoscere il gelato, che dovevi andarci. È vero che per noi è un orgoglio, e Veramente per lui in incredibile la storia particolare. che mi racconti e si assomiglia a quella di tanti migranti, non solo bellunesi, non solo italiani, ma di tanti migranti. E parlando un po' di lavoro, sacrificio, passione, no? Tu, oltre a essere il presidente di Afadia, l'associazione di gelatieri artigianali in Argentina, sei, come stavamo raccontando, adesso uno dei responsabili, no, della gelateria di famiglia Cadore, che è vero, in Avenida Corrientes, una delle più, per chi non conosce e sta sentendo, una delle più famose dell'Argentina. E anche sì, sei stato riconosciuto dal Parlamento della città autonoma di Buenos Aires. Siete stati nominati dal National Geographic come una delle 10 migliori gelaterie al mondo e anche siete stati menzionati dalla guida di turismo Lonely Planet, se non sbaglio, e anche in tanti prestigiosi giornali argentini. Anche se non sbaglio, anche Andrea Bocelli vi ha fatto complimenti per il vostro gelato. Tu, Gabriele, cosa provi, cosa si sente, no, il poter continuare con quella tradizione que te hanno hereditato, quella tradizione di famiglia? Gabriel, ¿qué se siente en este caso? Que son una prestigiosa heladería que han sido mencionados por los mejores diarios, la guía Lonely Planet. Andrea Bocelli les ha les ha dado felicitaciones por el helado, incluso la legislatura les ha dado una premiación. ¿Qué se siente para vos poder seguir con esa tradición de familia, poder llevar adelante esa historia tuya? La verità è che per noi è un grande piacere e un grande orgoglio. I risultati si ottengono quando il nostro obiettivo non è il nostro risultato, perché non siamo indirizzati ad andare da quella parte e vogliamo raggiungere un traguardo del genere. Anzi, abbiamo sempre voluto essere orgogliosi della qualità del prodotto, che era ciò che il nostro zio ci ha insegnato. Dalla qualità del prodotto fatto quotidianamente e come diceva, ecco perché non abbiamo filiali, perché il gelato artigianale autentico si fa e si vende nello stesso posto. Non abbiamo né franchigie né filiali, perché vogliamo sentire ogni giorno quella che chiamiamo la musica, che quelli che di noi conoscono, quelli che vengono a provarci per la prima volta, sentire dire che non hanno mai assaggiato un gelato come il tuo. Credo di averlo, con umiltà, dopo più di 60 anni, avere lo stesso concetto. Con quel concetto si costruisce il percorso e con quello credo che sia stato quello che ha fatto il riconoscimento. Che ripeto, non è l'obiettivo. Si arriva ai risultati quando si è chiari sul concetto. Gli obiettivi si raggiungono più facilmente. E come hai detto bene, questa storia di Andrea Bocelli che ci ha totalmente stupito. Era venuto in Argentina qualche anno fa perché la moglie di Andrea, Veronica, ha dei parenti in Argentina. Sono i nostri clienti. Le avevano proposto di conoscere i nostri gelati. Le volevano presentare ad Andrea i nostri gelati. Le abbiamo detto che non c'erano problemi. Un giorno cantava e poi all'altro doveva andarsene. Per prendersi cura della sua voce,
non deve assaporare nulla di dolce fino al giorno dopo il suo concerto. Poi abbiamo inviato il nostro gelato e la cucina ci racconta che le piaceva molto il nostro gelato, che la prossima volta in Argentina sarebbe tornato e che le aveva ricordato il gelato della sua città natale. Su di questo poi vi racconto un'altra storia. Ebbene, 2 mesi dopo mi hanno chiamato, a cui ho risposto io. Mi hanno chiamato dall'ufficio postale dicendo che se volevo ricevere una corrispondenza e mi hanno detto un nome che chiaramente non era di Andrea Bocelli e che dovevo pagare la ricevuta. E io ho detto, non conosco quella persona e non so cos'è, non posso pagare. Ovviamente hai sempre paura che ti mandino lì chissà cosa. Dopo un mese mi sono ricordato di quel nome, ho ricevuto quella corrispondenza e in quella busta c'era un doppio CD di Andrea Bocelli, di un concerto che aveva tenuto a New York, autografato da lui con una sua foto, dove sul retrofoto c'era scritto, che è sul nostro sito web. Gelato meravigliosamente buono, molto grato. Andrea e Veronica. La verità, ovviamente, non lo so. Ci ha riempito di gioia e orgoglio che un personaggio, nel senso buono della parola, come Andrea, ci abbia dedicato un minuto della sua vita per inviarci questo ringraziamento. La verità è che è bellissimo. A proposito di cos'è il gelato, una volta quando sono andato alla mia prima esperienza a Rimini, in Italia nel 2008, ai mondiali di gelato, una volta gli ho chiesto a un italiano lì come vedeva il gelato argentino, e il gelato in particolare, ed era una definizione che subito non avevo capito, e poi l'ho capito. Ci ha detto che il nostro gelato, rispetto all'italiano, è un gelato di paese e non un gelato di città. E in realtà, quello che mi voleva dire era, perché io mi sono fermato a pensare, paese, città, cosa significa? Ma il giorno dopo ho capito, quando mi ha detto che i gelatieri di paese sono quelli che fanno il gelato tutti i giorni, usano prodotti 100% artigianali, che fanno una produzione quotidiana e che ci sta mettendo un alto grado di passione che si trasmette il gusto del gelato. E parlando giusto di quello, no? Il vostro gelato è artigianale, lì a Cadore, no? È anche un sinonimo di orgoglio della nostra città di Buenos Aires. Come valuti il livello dei gelati qui in Argentina? El helado que ustedes hacen en Cadore es artesanal y es un sinónimo de orgullo para nuestra ciudad. ¿Cómo evalúas el nivel de los helados en Argentina? Era terribile quanto mio zio amava l'Italia, amava la sua lingua. Fino al momento in cui se n'è andato, la sua lingua era una miscela di coccolice, di italiano e non dico nemmeno spagnolo, di argentino. Era molto appassionato dell'Italia ed era appassionato dell'Italia come lo era dell'Argentina. In realtà il gelato argentino è sempre stato, non dico allo stesso livello dell'italiano, ovviamente ha a che fare un po' con le formulazioni. Erano esattamente le stesse. I processi di produzione erano esattamente gli stessi e quello che a volte era diverso era la materia prima, che ovviamente aveva la stessa formulazione. Con materie prime diverse e ancora oggi con macchinari diversi. Ma quella sensazione, chi ha il palato più raffinato può sentire la differenza. Ma con la materia prima non è la stessa cosa. Con un gelato, con una certa qualità di latte, con una qualità di grasso, quella che viene chiamata materia butilosio, che è la materia prima che ha a che fare con il latte e con qualità della panna, con il contenuto di grassi del latte. Ovviamente questo finisce per essere trasmesso nel gusto, ma in termini generali, mio zio diceva che il gelato in Argentina, per questa conoscenza degli immigranti, è ovviamente per quello. Ecco perché in Argentina il gelato italiano è unico per l'America Latina. L'anno scorso il maestro gelatiere Sergio Dondoli, che è uno degli organizzatori della Coppa del Mondo, e che ha la sua gelateria Dondoli a San Gimignano, un paese medievale così caratteristico, ci ha lasciato una definizione l'anno scorso quando è venuto per conto della Coppa del Mondo nel nostro campionato latinoamericano. Ha detto: l'Italia è il capitale del gelato artigianale del vecchio mondo.
e l'Argentina è la capitale del gelato artigianale nel Nuovo Mondo. E quella definizione è stata molto importante per noi. In quel caso, parlando della Coppa del Gelato, da poco con Afadia, istituzione che tu presiedi, no? Ha partecipato, gennaio scorso, se non sbaglio, alla nona edizione della Coppa del Mondo della Gelateria 2020, no? L'Argentina ha vinto il molto prestigioso terzo posto. Immagino che anche per voi, Afadia, è un grande orgoglio, no? Quali sono le attività que voi svolgete en quel caso? ¿Cómo son? Vos hace poco con Afadia, la institución que vos presidís, han participado en enero pasado de la Copa del Helado 2020. Argentina ganó el muy prestigioso tercer lugar. ¿Cómo, me imagino que para ustedes, por supuesto, fue un gran orgullo? ¿Cómo son las actividades que ustedes desarrollan? Guarda, siamo un'associazione che è stata fondata nell'anno 72 e come ho detto all'inizio, mio zio è stato uno dei capi principali per il suo alto grado di conoscenza del gelato e passione che univa non solo gli argentini che stavano facendo gelato, ma anche tutto quello che ha a che fare con l'emigrazione italiana. Era uno di quelli che hanno messo una grinta molto speciale che dà un aiuto allo sviluppo. Afadia è l'associazione che quando è nata, e ancora oggi, con i concetti dal 72 al 2020, è nata per la difesa e la diffusione del gelato artigianale. Ha tutti i tipi di consulenza contabile, fiscale, legale, bromatologica. Dispone di un proprio laboratorio che permette di analizzare i prodotti. Non solo il gelato prodotto finito, ma anche la materia prima utilizzata. Anche tutto ciò che ha a che fare con il processo produttivo. La tracciabilità del prodotto si chiama da quando arriva la materia prima e va dalla pastorizzazione alla maturazione, alla mantecazione, che è la produzione stessa, potendo stabilire quali sono i punti critici. Lavoriamo in tutti gli enti nazionali e comunali nel Mercosur e con gli standard internazionali. Abbiamo un ufficio informatico e un ufficio stampa. Da 38 anni curiamo una propria rivista dove ovviamente facciamo conoscere tutto quello che facciamo. Arriviamo a tutto il paese e anche in America Latina. Adesso a novembre faremo la 36esima settimana del gelato artigianale. La settimana del gelato artigianale è stata una delle settimane che nasce anche per assaltare la differenza tra gelato artigianale e gelato industriale. Prendiamo una settimana perché economicamente non possiamo farlo durante tutto l'anno. Non c'era una campagna invernale nel nostro inverno prima, perché tutti gli immigranti tornavano nella loro terra e chiudevano le gelaterie. Fino agli anni 90, la maggior parte delle gelaterie chiudeva all'inizio di maggio, riapriva all'inizio di settembre. Nel nostro anno autunno-inverno, diciamo, perché bene, l'immigrazione tornava nella propria terra per vedere la famiglia. In quelle settimane di gelato artigianale, la materia prima usata cambiava, poi aveva a che fare con i processi produttivi. C'era un mix tra l'una e l'altra. Poi si è spostato un po' a quello che non è il concetto che non ci sono uscite o passeggiate senza gelato. Cioè tutte le uscite. Se vai al cinema o al teatro o dovunque tu vada, se vuoi chiamarlo, devi finirlo mangiando un gelato. Il gelato è un'esperienza per sé. Ci è capitato che tante coppie che escono, un'uscita con una nipote, con il figlio, la prima uscita, quell'esperienza con il gelato è un'esperienza unica e da 3 anni lavoriamo con una campagna che ha a che vedere con quello che sappiamo noi gelatieri, che ci capita ogni giorno, che siamo artigiani della felicità. Noi che costruiamo la felicità attraverso il gelato e quando vedi quel cambiamento nel viso di una persona quando sta prendendo il gelato. Perché quando stai prendendo un caffè, stai pensando. Quando mangi qualcosa o bevi qualcosa, stai pensando. Quando stai prendendo un gelato, ti stai godendo il momento. Anche il vostro gelato è buonissimo, quindi sì. Parlando di gelato... E volevo concludere con il fatto che il 24 settembre abbiamo avuto una chiacchierata con gelatieri di tutto il mondo. La maggior parte dei quelli italiani, tranne uno spagnolo, anche con il gelatiere,
che è il presidente della Coppa del Mondo, Giancarlo Timbalo, con Fausto Bortolot in Germania, con Piccolo in Australia. Lui è un italiano che è in Australia da 20 anni, con una gelateria spagnola. Alberto Roca a Barcellona, per vedere che fine ha fatto il gelato artigianale del mondo. Para ver qué era lo que había pasado con el helado artesanal en el mundo. E a questi ragazzi mi riferivo su quello che aveva fatto a Fadia come associazione. È una storia che per noi è stata molto significativa. Fu che ai mondiali, a gennaio, a Rimini, con Afadia come partner, e io come presidente in particolare, e anche parte del comitato d'onore, quello di stessi gelatieri italiani, affermavano che Afadia, come associazione, è un esempio da seguire nel mondo per tutte le attività che svolgono e che l'idea è che tutte le associazioni che esistono in ogni luogo, in ogni paese, devono unirsi in beneficio dell'attività. Credo che qui l'onore è per il gelato artigianale e credo che insieme a tutti i paesi, tutte le azioni che sono sparse in tutti i paesi, che ciascuno dei paesi nel tempo può rendere il gelato una costruzione molto più importante. Ah sì, io sono stata presente in quella bella chiacchiera che avete fatto e uno dei temi, degli argomenti era il fatto della pandemia, no? E come vi era, come stavate sistemando, no? Sappiamo che in questi tempi speciali tutto si è rallentizzato, già che la gente deve restare a casa. Voi come vi siete sistemati? ¿Avete fatto dei cambiamenti? Yo que estuve en esa charla también presente, uno de los temas principales fue cómo se habían arreglado con con este contexto de la pandemia, ¿no? De la pandemia. Ustedes, que también esto, por supuesto, les afectó porque la gente se queda en casa, ¿cómo se las arreglaron? ¿Tuvieron que hacer algunos cambios? ¿Cómo fue esa parte? Noi, come gelateria tradizionale che siamo, da tempo che non abbiamo avuto il problema della nostra consegna a domicilio, dove portiamo il gelato con i nostri mezzi alle case. Ma circa 4 anni o 5 anni fa avevamo smesso di averlo. La gelateria aveva avuto una forte crescita nel luogo, in situ, nel locale. Quindi non abbiamo più la possibilità di continuare a crescere con il formato diverso da quello del prendere o venire a prendere, ovvero il famoso take away, e lo avevamo tolto. Ma ovviamente, con la pandemia, abbiamo dovuto riformularci all'inizio. Abbiamo dovuto unirci a una delle applicazioni di consegna che sono sparse in tutto il mondo e che erano già in Argentina. Tuvimos que unir a una de las aplicaciones que hay de delivery que están desparramadas por todo el mundo, che già stavano in Argentina, lo qual Quindi, al di là dei costi, che è un altro argomento, perché i costi sono alti in tutto il mondo e la verità è che abbiamo dovuto adeguarci anche a quello, grazie a Dio avevamo un nome e un prestigio raggiunto. Quindi, quando alle persone veniva permesso di uscire un po' di più, non c'era molto controllo sul fatto che dovevano solo andare a pochi metri da casa. Avevamo un'attività tutt'altro che normale, ma che ci ha permesso di passare non solo l'inverno, ma la pandemia. A pocas cuadras de que tuvimos una actividad obviamente lejos de la normalidad, pero que nos permitió pasar no solo el invierno, sino la pandemia, aunque todavía aquí en Argentina la estamos. Qui in Argentina lo stiamo ancora attraversando in modo molto particolare, ma a dire la verità è andata bene. Un'altra cosa che consiglio è che è andata bene e che l'associazione di gelatieri, che siamo uniti, ed altre camere gastronomiche, come quella di ristoranti, bar, pasticcerie, pizzerie, fast food come gli hamburger, per esempio. Tutte le camere ci sono unite insieme per poter ottenere benefici a livello governativo, per poter avere una sussistenza in tutta questa questione della pandemia. E la verità è che la strada percorsa, sebbene è difficile, stiamo vedendo dei risultati positivi che ci consentono di andare avanti. Un altro modo in cui vi state sempre reinventando, no, è il tema dei gusti. Avete un sacco di gusti molto buoni. Avete alcuni come uno molto originale che risponde a un classico argentino, un classico dessert argentino di formaggio e dolce.
¿Cómo fate a inventar y crear questi gusti? Ustedes, otra manera que tienen de reinventarse es a través de los gustos. Tienen muchos muy ricos y algunos muy originales, como por ejemplo uno que es un clásico de un postre argentino, que es dulce y membrillo. ¿Cómo hacen para inventar o crear esos gustos de helado? Sebbene siamo una gelateria classica, molto classica a Buenos Aires, e vogliamo rimanere come una gelateria classica di Buenos Aires, sappiamo che questo è il problema della creatività e che i nostri clienti chiedono costantemente cosa c'è di nuovo e sappiamo che per la nostra gelateria, essere in grado di poter aggiungere un nuovo sapore, dobbiamo lasciare indietro un altro e ci costa tanto lasciarlo andare. Per quanto riguarda la qualità, sappiamo che abbiamo anche un concetto che crediamo che il gelato del futuro sia il gelato del passato, perché è un modo di rimanere nel concetto. Se sappiamo molto bene da dove veniamo, saremo molto chiari su dove stiamo andando. Per quanto riguarda la qualità del gelato, ad esempio, uno dei gusti che abbiamo è la crema chai, che è una crema a base di tè chai, ovvero un tè nero, con canela, zenzero, cardamomo, chiodi di garofano, anice e pepe. La mia prima esperienza è stata quando sono andato in una catena di caffetterie negli Stati Uniti. E siccome non mi piace il caffè lungo, mi piace il caffè italiano, all'epoca in cui ho provato il tè chai mi ha sorpreso tantissimo e ho detto che ce l'avevo trasformare in gelato. Nello stesso isolato della gelateria ho una casa di spezie che ha circa 90 anni. Un giorno di quasi 8 anni fa, prendendo un caffè, vedo lì, nascosta, una bottiglia che diceva tè chai e dissi al mio partner, che è più grande di me, ma ha detto, sei sicuro? Devo andare per questo gusto. E quando l'abbiamo provato mi è piaciuto molto, perché ho sentito la stringenza del tè e mentre lo bevi, senti in ogni fase, senti il sapore di ogni spezie, degli ingredienti. Ha già più di 8 anni e non lo abbiamo mai tolto dalla lista. La verità è che è stato un grande successo. Abbiamo un sapore che ha l'arancia, con lo zenzero. In realtà, eravamo andati in un posto a fare un aperitivo con mia moglie e lei ha chiesto un frullato di arancia, zenzero e carote. E poiché non sono del tutto coraggioso con le carote, ero un po' codardo, ho detto che devo farlo anche io. Se prima facevamo un gelato all'arancia e vendevamo 1 chilo al giorno di arancia, quando facevamo l'arancia con zenzero, abbiamo iniziato a vendere 10 kg di arancia con il zenzero. Per quanto riguarda l'arancia allo zenzero, ci è capitato che la radice, che è naturale, graffiata ogni giorno, quando lo facciamo, le dia un tocco agrumato con la quantità necessaria per avere un equilibrio. Vogliamo che i sapori siano sempre integrati nel gusto del gelato. Devono distinguirsi in qualche processo dalla degustazione, sia all'inizio o nel mezzo, e già alla fine. Ma tutto deve essere degustato. Ecco perché a volte questa distinzione o cosa ha a che fare con gusto e sapore, perché il gusto è solo con questioni organolettiche, che hanno a che fare non solo con la parte visiva, ma anche con la parte di aromi e anche dei gusti. Molto interessante. Sì. Qualcosa di molto integrale. Ecco, mi piace. Voi, Gabriele, siete sempre molto gentili quando ricevete i vostri clienti, che sono sia del posto o turisti che vengono da ogni parte del mondo. Particolarmente gli italiani e anche i bellunesi, no? Cosa dicono quando assaggiano i vostri gusti di gelato? E poi, quale consiglieresti a un bellunese di assaggiare? Ustedes, Gabriel, son siempre muy amables cuando reciben a los clientes en la heladería, que son clientes de la gente local, argentinos o turistas que vienen de todas partes del mundo. Los italianos y particularmente los beluneses, ¿qué dicen cuando prueban el helado de ustedes? Y después, ¿qué gusto les aconsejarías probar? In realtà, questo argomento, rispetto a quello che ho detto prima, riguardo alla nostra caratteristica di essere molto più simile a un gelato di paese che a un gelato di città. È come quando a volte ci capita che i turisti vengono in Argentina consigliati dalla carne e se ne vanno sorpresi dal gelato.
I sapori che in realtà sono ovviamente argentini. Il classico dulce de leche è molto particolare. Quello che la Nutella è per voi, lo è per noi il dulce de leche. La Nutella para nosotros es el dulce de leche, es así, es È vero, directamente quella storia è proporcional uguale. esa Ma historia, quando li facciamo pero assaggiare il cuando intentamos pistacchio, la probar el pistacchio nocciola, y la il nocciola, eso es cioccolato obvio, fondente, y también el chocolate loro fondente, dicono, cuando ya beh, prueban non eso è dicen, bueno, necessario yo no, tornare in Italia. no es Io resto in necesario volver a Italia, Argentina. y me quedo en Argentina Ho già i para gusti di disfrutar de gelato estos qui. sabores. E poi ho Y sempre después l'idea che mi piace fare con i clienti nosotros quello queremos, che a yo me siempre tengo la piacerebbe idea de trovare que a in un mí me negozio. gusta atender en el negocio de la misma manera que quiero que me atiendan. Entonces Quindi trato de facciamo hacerles degustar assaggiare todos los loro sabores tutti i sapori che vogliono que quieran provare. I probarlos, nuovi, los quelli nuevos, los tradizionali, tutti. tradicionales, todos, Perché porque per noi, para nosotros ripeto, creo abbiamo que un orgoglio tenemos un particolare, orgullo abbiamo particular, un tenemos un piacere placer particolare. particular cuando viene Quando arriva algún un inmigrante, immigrato, obviamente que el italiano ovviamente lo guardiamo recibe gli con italiani con occhi molto particular particolari, cariño, son más perché que sono più che bienvenidos, son un benvenuti. orgullo para È un nosotros, orgoglio per noi. pero para nosotros es Per eso, noi è questo, compartir es como que la digamos, condivisione. a mí que vengan a la Aprire la gelatería es como gelateria abrirte la è puerta de come mi aprire la casa porta di para casa que vengan a mia, compartir un perché momento. vengono a Creo que cuando vas condividere a un una momento. gelatería también pasa eso, que vengan Penso a che succeda disfrutar anche con todos la los sabores que gelateria, para quando nosotros vengono no hay ad ningún assaggiare problema, tutti i sapori. compartimos todos, Non è un porque problema. sabemos Condividiamo tutto perché sappiamo che tenemos vogliamo la la calidad qualità de del nuestro nostro producto y prodotto sabemos que e che cuando se quando van se a ne la andranno gelatería sicuramente van a hacer parleranno un di Cadore. comentario de Cadore sí o sí. Ah sì, poi già verso la fine, no? Tu come vedi il futuro del gelato artigianale? State pensando a come trasmettere alle future generazioni le vostre conoscenze? ¿Cómo ves el futuro del helado artesanal y si es que están trabajando, pensando en alguna manera para poder pasar eso a las siguientes generaciones? A ver, lo que tiene que ver con Ciò la che ha a che gastronomía, fare con la obviamente, gastronomia tiene que estar sí o fondamentalmente sí, deve de una essere u sì o otra sì, manera non c'è altro modo, anexado. attaccato alla Obviamente el conoscenza. conocimiento, cuando Quando la vinieron maggior parte degli y italiani sono arrivati, la mayoría de los quando hanno italianos cuando iniziato il empezaron loro viaggio con il su gelato, trayectoria con el helado, sapevano di sabían averlo que tenían que fatto ponerla e intendo para essere hacerlo un più poquito mistico. más Sapevano che rico, dovevano mettere sabían que 2 tenían que manciate ponerle di 2 puñados zucchero, de un azúcar, barattolo di latte, un mezzo tarrito vassetto de di pana leche, e una 2 historia manciate di también original cacao y 2 puñados e de sapevano di, cacao y hacían così, el helado de fare il chocolate. cioccolato. Pero obviamente que los 2 puñados de Presumibilmente azúcar le 2 tenían que ver con manciate di una zucchero medida avevano a che fare con una bueno, misura el e il del tarrito de latte leche anche. tenía que ver con una Non medida era y un una argomento che crema veniva a tenía conoscenza. que ver con Ovviamente questo si è concluso con un equilibrio della sin formula che ha conocimiento. reso un Obviamente gelato ellos che generaban doveva toda la essere serie de fórmulas equilibrato. que hacían un helado Con questo voglio perfecto. Eso dire, quiere decir il que el gelataio heladero a través nel del tempo ha tiempo empezó cominciato a a recibir richiedere delle conocimiento. conoscenze. Nosotros, que no te dije antes, Noi, desde che la non te l'ho Asociación de menzionato Heladeros, prima, hicimos el primer dall'Associazione convenio di con una gelatieri universidad pública artigianali, donde hicimos una abbiamo diplomatura fatto de il primo helados, accordo con un'università donde no solo pubblica, se enseña dove abbiamo cómo creato il elaborar diploma in helado, sino gelateria, también todo lo que tiene que ver dove con insegniamo conocimiento non solo a fare il comercial, gelato, marketing, ma anche tutto quello che ha a che sanitización, fare con la microbiología, conoscenza que lo hacen commerciale, marketing, a un concepto igiene, total. Vuelvo a microbiologia, repetirte, il concetto hoy el totale, diciamo. requerimiento de un Vi negocio ripeto, necesita oggi de al una desiderio di formación impresa muy occorre una integral. formazione più completa. Ma non esiste conoscenza senza passione. El Hai conocimiento bisogno del giorno, hai bisogno integral, sin della passione pasión ed è no quello se che puede ser cerchiamo di gastronomía, trasmettere se di necesita generazione esa in pasión generazione. y eso que tratamos de transmitir a las generaciones que siguen. En este In caso en questo caso particular, particolare, yo ho i miei 2 tengo figli 2 oggi hijos che que lavorano in trabajan en la gelateria, heladería dove y uno ha les explico un tramandato in poquito todo loro lo un po' que della es tradizione del esa gelato artigianale, tradición conoscenza della del formulazione, helado ripeto ancora, artesanal, passione. el conocimiento Senza de la passione formulación non si y el arriva da respeto que nessuna tiene la parte pasión. Sin ed è pasión no se fondamentale llega a perché ningún le lado. ricette si Es trovano in fundamental porque las qualsiasi recetas las libro, puedes ma encontrar en la cualquier passione si libro, trova pero solo la nel pasión la cuore. encontrás solamente en el corazón. Stupendo, bellissimo il messaggio, sinceramente, Gabriele. Già, sinceramente è stato un piacere averti oggi qui con noi, ti ringrazio, è stato molto interessante. Vuoi inviare un saluto a tutti i bellunesi nel mondo? Gabriel, la verdad que ha sido un placer tenerte con nosotros, te agradezco, fue súper interesante. ¿Querrías mandar un saludo a todos los beluneses en el mundo? Sí, la verdad Sì, la verità que yo è che también me sono quedé la rimasto primera vez felicissimo. que Anche la prima conocí volta che mi sono incontrato sabiendo lì, que esto es lo que tiene que tutto ver ciò che ha a che con fare con il Cadore y con la Cadore e il región suo de los territorio. alrededores me quedé Ne sono rimasto totalmente totalmente innamorato. enamorado, Lì porque sono riuscito a capire tutta la entender passione toda la e pasión tutto y il todo el concetto che concepto aveva que mio tiene zio quando me lo la trasmetteva gelatería, nella sua lingua e nella gestione quotidiana della gelateria. idioma y en el día a Me lo día ha de la trasmesso in heladería. A mí particolare. en In cosa particular, a mí me c'entra la corresponde passione per il presidir la gelato? Asociación del Helado.
Vi mando un forte abbraccio. Siete sempre benvenuti. C'è una gelateria in Argentina. C'è una gelateria a Buenos Aires. C'è una gelateria in Avenida Corrientes che vi aspetta, che vi abbraccerà e che finché sarai in Argentina faremo in modo che non ti manchi il gelato italiano, perché il gusto italiano c'è anche qua. Ecco, stupendo, grazie mille Gabriele. Ci ritroveremo di sicuro nuovamente in una prossima puntata dove continueremo a parlare del gelato bellunese qui in Argentina. E anche a voi, tutti i cari bellunesi nel mondo, vi invio un forte abbraccio da qui, dalla fine del mondo. Arrivederci amici, vicini e lontani, mai soli. Ringraziamo Ignazio Dalla Corte Lucio per la musica, montaggio e doppiaggio.